possiamo dormire con questo qui in mezzo? Lo sai che da 20 anni che sto mandando 5 euro nella Sierra Leone per far crescere questo bambino? Che ho fatto l'adozione a distanza. Adesso che finalmente è cresciuto è potuto venire a trovarci. No, Dio grazie. Ma deve dormire con noi? E dove lo volevi far coricare? In camera di Nunzia che ci sono ancora le bambole? Ma chissà quanto affetto gli è mancato, mistinetto. Ma come ti chiami? Eros. Ero, sì, come il dio dell'amore, mi sento già traboccare di amore materno, mi sento. Ma che non ci bagnerai il letto? Appunto, se devo andare in bagno, babbo, scavalca a te. No, ma perché devi scavalcare Babbo che sta già dormendo? Scavalca a me che tanto io sono sempre in quel dormiveglia, gatte. E già mi trovo grazie, manco vasca mi trovo. Ernesto, mica ti sta già venendo sonno? Ma chi? A chi? A te, no, a me, a te. No, a me no. Te, buono ti sta venendo. Là come ti si stanno chiudendo gli occhi. Là. Senti, bello mio, di che cosa vogliamo parlare? Vogliamo fare qualche gioco di società? Che cosa? Che cosa? Ascolta, che giochi mi facevate lì da te? A mosca cieca, a nascondino, a chiapparci. A chiapparci mi piace, lo sai? Ascolta, perché non ci nascondiamo dentro l'armadio? Ah, così quando Ernesto poi dopo che si sveglia viene e ci cerca. Dopo, ah? No, nell'armadio no. Senti, ascolta, se per caso fai qualche brutto sogno, aggrappati a me, non ti ho potuto coccolare da piccolo, ci manca che non ti coccolo adesso, capito? Guarda, io da un paio d'anni che faccio questo brutto sogno, un incubo, guarda, ma brutto, ma veramente brutto, sono in questo posto, a un certo punto guardo su nel cielo, non c'è manco più un uccello a volare, niente. Poi sono sopra questa scogliera, tutti i capelli che mi sbattono al vento, guardo giù nel mare, non c'è manco più un pesce nel mare, una garestia proprio. Allora comincio a girare in tutti i negozi, vado anche al mercato San Benedetto, senti un po'. E allora chiedo, dice, zia Barbarina, si metta l'anima in pace, non ce n'è più. Come? Ma con le sardine da fare a schiscionera, non c'è più trippa per gatti, de su vicino a Varara, manco saspina. E allora mi sveglio con questo nervoso, ma un nervoso, guarda, Eros. Ma secondo te mi devo preoccupare? Cosa? Sì, la camita che mi occupa io tutto, un gusto pure contendimi da sola. Bravo, so che mi leggo il mio libro d'amore, che noi è grigia, è veramente grigia, da quando trovo cosa. Dov'è che ero rimasta? Ah, lei no. Ecco qua. Dan le circondò le spalle con un braccio, con grande desiderio. Pamela guardò la distesa davanti a sé. Centinaia di pesci guizzavano a pelo d'acqua. Tanti pesci dai 1000 colori.